pagina 30 di 30 del campionato di Serie A di futsal, ad ospitare un Benevento ormai retrocesso in Serie A2 Elite negli ultimi 40 minuti stagionali. C'è la Fortitudo Pomezia che gioca per mantenere l'imbattibilità casalinga. Squadre in campo, noi pronti per partire. È una partita per certi versi storica, come detto in apertura. La squadra campana dopo un solo anno di Serie A viene aritmeticamente retrocessa in A2 Elite. Dall'altra parte la Fortitudo raggiunge un risultato storico come la prima qualificazione ai playoff scudetto, la prima dopo 3 anni di massima serie. Un'annata giocata a ritmi altissimi con ottimi risultati. Il pari nel replay del derby ha un po' rallentato la rincorsa al sesto posto, che avrebbe voluto dire ovviamente un'altra avversaria la settimana prossima. Detto questo, la Fortitudo è una squadra che non fa calcoli e appunto gioca per poi conoscere quella che sarà l'anno prossimo, settimana prossima chiaramente, la sua sfidante nel primo turno di playoff. Vediamo le scelte di mister Angelini, che sembra concedere giustamente minuti ad Alessio Gattarelli, che parte tra i pali, quindi non Francesco Molitierno. Gattarelli, Mentasti, Michelangelo, Lugero, Lopez e Cutrupi. Dall'altra parte vediamo le scelte di mister Scarpitti, con gli elmi tra i pali, Colletta, Titon, Josema, se non ho visto male, e Arvonio a completare il quintetto. È tutto pronto, manca solo l'ok della terna, che arriva ora. Primo pallone gestito dalla Fortitudo col tocco di Lugero su Michelangelo, 1-2 tra i portoghesi. Primo tentativo e riparte subito Titon, sfidato Mentasti che non lo lascia passare. Rimessa bianca Arvonio, movimento di Colletta, servito Josema, sul giro Titon, spalla alla porta, scarico sugli elmi, di nuovo per il 10, di prima esce bene il Benevento, forte con la punta Titon. Murato ancora, Josema, sempre a giocare dietro col portiere, palla lunga, Gattarelli urla, la fa sua e tocca per Angelo, scarico su Cutrupi, arriva Lugero, Lopez con la punta mancina, soltanto angolo, botta e risposta da una parte e dall'altra, angolo Fortitudo. Mentasti, Michelangelo in porta, Paraglielmi, Titon in banda 1 contro 1 con Mentasti, che guarda prima il pallone poi negli occhi il numero 10 che sposta e calcia. Tentativo distante dalla porta difesa da Gattarelli. Mentasti sposta su Cutrupi, scarico e cambio lato. Michelangelo col controllo orientato, cerca con lo sguardo Lugero, poi si passa prima da Mentasti, ancora lo scambio col 5, doppio. Arriva Arvonio ad ostacolare il passante di Michelangelo. Cutrupi, tocco per Michelangelo, scarico, ancora Cutrupi,
chiede l'1-2 al 14, preferisce imbucare, c'è Titon, poi ruleta di Michelangelo che va sul mancino, serve il guizzo di Lielmi a negare il gran gol al portoghese. Rivediamo la ruleta su Arvonio e poi il tentativo deviato anche prima del tocco di Lielmi. Ora prova al volo sempre Michelangelo, che ha finito in crescendo la stagione nonostante l'infortunio. Arvonio, Josema, pressione di Lugero Lopez, trovato in banda Titon. E poi Gattarelli a mettere ordine. Mentasti, sempre isolato il 14, servito ora, sfidato Arvonio, prova a entrare nel campo, poi ci ripensa, cambio lato su Cutrupi, controllo orientato, la lascia lì a Michelangelo, arriva Lugero, solita protezione, scarico su Mentasti che va in porta col destro, tentativo largo, sta aumentando i giri del motore la Fortitudo. Lielmi, Titon, non può giocare con Lielmi, allora Josema alza verso Colletta, Michelangelo prima del 77. Josema, Arvonio, scarico sugli Elmi, Cutrupi ha capito le intenzioni e per poco non fa 1-0. Sul rinvio poi c'è il tocco, seppur minimo, di Mentasti, anzi no. Se la ridacchia Titon. Lugero va direttamente in porta, ancora gli Elmi, attento. E poi Gattarelli a rimettere in gioco. Cutrupi. Si muove Lugero, preferito Mentasti. Ancora il 16, prova il cambio lato, Josema capisce tutto. Cutrupi, Michelangelo, ancora il numero 14, palla forte dentro, Arvonio, diagonale difensiva ottima, allora Titon dall'altra parte, fortissimo con la punta ma anche lontanissimo dalla porta di Gattarelli. Dentro Tiaghigno e Daniele Gattarelli. Michelangelo la sposta sul destro, va in porta, gli Elmi in qualche modo, forse dopo una deviazione, per poco non viene beffato sull'assolo di Michelangelo, vediamo, calcia, sì, forse c'è stata una deviazione. Elmi per poco non la combina grossa, ma riesce a parare e a mettere in angolo. Tiaghigno sul punto di battuta, palla fuori, Angelo senza pensarci col mancino, palla alta. Lielmi, Josema, Lollo Suaso, rischia di perdere la Tiaghigno, suola e calcia, solo il palo a fermare il destro del portoghese. Dudu, scarico dal numero 14, ora Tiaghigno, Dudu, Michelangelo, Tiaghigno, terzo uomo, c'è Gattarelli, servito, gira col pallone la Fortitudo. Dudu, sfidato Josema, sterzata e cambio lato, Michelangelo, tripla suolata, Colletta lo attende, allora torna da Gattarelli, rischia di perderla, poi sterzata, Michelangelo col tracciante, intercettato da Colletta, che prova ora a sfidare proprio Michelangelo, con la punta mette fuori. Dudu, Tiaghigno, eccolo ancora Tiaghigno,
Gioco di gambe, sfidato Josema, che gli chiude la porta in faccia. Sarà rimessa per la Fortitudo. Entrò anche Guerra tra gli ospiti. Dudu, Gattarelli, pensa alla conclusione. Dudu, Michelangelo, prova a puntare, gli occhi Lolo Suazo, poi scarico, Daniele Gattarelli, sterza sul mancino, sbaglia il passaggio di ritorno. Comunque cenno d'intesa. Gattarelli, Iaghigno. Iaghigno, Michelangelo, sfidato Guerra, la sposta di là, Iaghigno, 1 contro 1 con Titon, va sul destro Iaghigno, murato ancora dal 10, sta tenendo il muro bianco fin qui, dopo 5:35. Dudu arriva a calciare, lasciato solissimo, non trova né la porta né un compagno. Bolonnino, doppia solata, Lolo Suazo rischia sulla pressione di Dudu, palla forte via, Michelangelo prima di Bolonnino, sfida tra 14, prova la giocata Michelangelo, Iaghigno, Gattarelli, Dudu con la punta, murato dallo Suazo, ha una seconda chance, serve Gattarelli, suolo e destro, tentativo debole e impreciso. Rivediamo la conclusione tentata dal numero 4, e poi ha concesso un po' di riposo a Michelangelo. One man show fino ad ora dentro Ruggero Lopez. Vediamo poi quale sarà la gestione di mister Angelini, anche dei baby prodigi in casa Fortitudo. Non è la prima volta che sono aggregati con la prima squadra Simone Incitti e Davide Verbeni, oltre ovviamente al solito Emanuele Fionchetti. E vediamo se questa sarà la partita che può dare ai ragazzi qualche minutino. Intanto Ruggero Lopez la lavora sul lavoro, sulla pressione di Bolonnino, che commette anche fallo, il primo della gara. Iaghigno, Dudu, occhi negli occhi con Bolonnino, sposta, non calcia e va sul mancino, poi preferisce Iaghigno, sta arrivando Gattarelli, Iaghigno contro Guerra, lo supera e poi mette dentro Ielmi prima che il pallone finisca in out, e riesce anche a lanciare poi Gattarelli, una lettura precisa e puntuale, spinge anche la transizione, sbaglia però la rifinitura. Lolo Suazo, giocata, serve Guerra sul secondo palo, arriva a calciare Bolonnino, anzi Arbonio, però Gattarelli graziato, un tocco così e così del numero 17, comunque riflesso di Alessio Gattarelli, ha corso un rischio enorme la Fortitudo. Iaghigno così e così per Dudu, che non la perde, ancora col 10 e poi 1 contro 1 con Guerra, palla verso Ruggero Lopez, il fallo lo ha commesso lui. Bolonnino, palla verso Arbonio, c'è Gattarelli, allora Iaghigno, giocata su Guerra, passa, ma sulla seconda palla arriva prima Bolonnino, poi Dudu, prova la giocata su Lolo Suazo, murato. Dudu, si muove Ruggero, palla ancora per il 10,
Ruggero la tiene, contromovimento di Gattarelli, servito ora, sposta, poi deve tornare da Ruggero, pallone così e così, deve tornare Dudu, che ora va da Ruggero, protezione, Ruggero prova col tacco, Murato, poi Mentasti contro Arvonio, che ottiene il massimo. Rimessa in favore del Benevento. 11:16 sul cronometro, partita che sta andando via molto veloce, poche interruzioni, anche perché il parziale dice ancora 0-0. Dudu sfidato, Lolo Suazo entra sul destro, Ruggero sponda e poi Dudu incrocia sul secondo palo, battuto Ielmi, è passata avanti la Fortitudo col gol di Dudu, il secondo consecutivo dopo quello all'Eco City. Titon, Volonnino, Lolo Suazo, Josema. Titon sbaglia il controllo, allora Ruggero Lopez dopo il tocco di Mentasti, Ruggero la recapita nuovamente a Titon, 3 contro 2 di là, torna Cutrupi. Allora Dudu, 4 contro 3 di là, servito Cutrupi, entra nel campo, vorrebbe cambiare lato, no, va da Dudu, poi Ruggero, ancora per Cutrupi, Mentasti, spalla alla porta, si gira e serve Dudu. Sta arrivando Cutrupi, servito, Cutrupi prova a calciare. Volonnino 2 volte, poi Cutrupi, l'ultimo tocco è proprio di Cutrupi, se non ho visto male. Infatti si ripartirà con Ielmi, che può usare le mani. Titon 1-2 con Lolo Suazo, sempre sul posto, contromovimento, il pallone regalato a Cutrupi, guarda la porta, Cutrupi sposta e calcia, serve il tocco di Ielmi per evitare il 2-0. Io ce l'ho in diretta. Palla forte dentro, Murata ancora. Michelangelo, Scodella, Lolo Suazo prima di Cutrupi. Mentasti, Ruggero, Michelangelo, Cutrupi. Mentasti per Michelangelo, ancora Cutrupi. Finta di andare e poi scarico su Mentasti. Ruggero prima di Titon che poi gliela porta via. Col tocco però non è preciso. Chiede scusa a Volonnino. Benevento con una sola vittoria fuori casa in stagione, 13 punti nelle 29 già giocate, un punto nelle ultime 6. Un po' la fotografia dell'annata sfortunata e poco produttiva del Benevento in Serie A. Arriva Michelangelo con la classica giocata a carrello su Ruggero Lopez, il destro è molto lontano dalla porta difesa da Ielmi. Colletta, Josema, Colletta verso Volonnino, sbuca Mentasti che pensa solo alla porta, tentativo centrale. Rivediamo, tentativo forte ma centrale di Mentasti che poi protegge sull'arrivo di Josema. Destro di Michelangelo alto, sembra tutt'altro che contento dei suoi minuti in campo, vorrebbe essere più preciso forse. Titon, Josema da Colletta, palla alzata e Ruggero sulla seconda palla, poi lotta
Cutrupi con Pastore. Alla meglio la difesa della Fortitudo. Michelangelo, Lugero, tocco non deviato secondo l'arbitro. Allora gioca il Benevento con Titon che sfida Mentasti. Titon proprio da Pastore, controllo orientato e sinistro, tocca Gattarelli, angolo Benevento. Colletta sul movimento di Titon, di prima intenzione batte Gattarelli, ha pareggiato il Benevento col gol di Titon. Non aveva nemmeno fatto in tempo a lamentarsi mister Angelini prima dell'esecuzione del corner ed è stato purtroppo accontentato perché la Fortitudo ha subito subito il gol del pareggio. Michelangelo contro Colletta, cambiolato Cutrupi, ancora dal 14, c'è Tiaghigno, vuole il movimento di Mentasti che arriva forse con un po' di ritardo, allora deve girare a largo la Fortitudo. Michelangelo prova a prendersi campo, serve Tiaghigno, 1 contro 1 con Pastore, finta di scarico, doppia solata e poi palla nel nulla, raccolta da Colletta che vuole sbrigarsi ma è rientrata la Fortitudo. Allora Josema con calma, Pastore ancora per il 3, doppia suolata, poi arriva Mentasti, litiga col pallone Josema, l'ultimo tocco favorisce Ielmi che va lungo per Titon, controllo in area, Titon, Gattarelli con un maxi intervento a dire no al numero 10, a negargli la doppietta a centimetri dal gol del sorpasso del Benevento. Josema forte dentro, Gattarelli con la schiena, Josema lavora, Pastore calcia, gli dicono dalla panchina, lui esegue male, allora possesso Fortitudo e time out richiesto da mister Angelini che, come detto, ha notato un po' di calo da parte dei suoi e corre subito ai ripari. Scaduto il minuto di time out, si torna a giocare. Michelangelo, Tiaghigno, vediamo quali sono state le istruzioni di mister Angelini. Colletta spallata regolare su Michelangelo, la rimessa è gialla, c'è un'intesa tra i due. Tiaghigno, solida palla alta, Cutrupi di prima per Daniele Gattarelli,
torna Tiaghigno dall'angolo, servito, e poi Michelangelo, Tiaghigno, terzo uomo, Cutrupi contro movimento, e a metà c'è Volonnino, poi Titon regala a Cutrupi, sta arrivando Gattarelli, Cutrupi litiga col pallone e Ielmi la fa sua muovendo per Colletta. Titon, Volonnino la tiene ferma sotto la suola, pressione in Tiaghigno, vorrebbe un fallo il capitano del Benevento, e allora Titon, Colletta, esce molto bene la squadra di Scarpitti. Tiaghigno, Michelangelo, Dudu, ancora per Tiaghigno, 1 contro 1 con Titon, conclusione centrale, facile la presa nonostante i due tempi per Ielmi. Allora Volonnino prova a sgasare su Dudu che lo ferma, Gattarelli orienta, Tiaghigno con l'esterno, Michelangelo con la suola e ricomincia il giro. 5:20 al termine della prima frazione. Michelangelo contro Titon, la ferma, poi la sposta, Gattarelli col controllo e poi col destro. Ielmi ancora in due tempi, sempre in angolo, soffre un po' questi palloni calciati dalla distanza, il portiere classe 2002. Palla alta, Tiaghigno al volo, largo, time out anche in casa Benevento. Si torna a giocare. Ma espulsione? Ielmi Ah, giù, è rosso. È rosso diretto. cambia il pallone. Lolo Suazo alza verso Guerra, controllo ottimo col petto, sterzata altrettanto fatta bene su Tiaghigno che lo mette giù. Fallo di Tiaghigno, intanto sta già giocando il Benevento, pallone a metà preso da Gattarelli, Lugero Lopez. Tiaghigno, Dudu. Gattarelli, Tiaghigno. Palla alta per Lugero Lopez, la lascia lì, Gattarelli sterza, va sul mancino. Stavolta è splendido il riflesso di Ielmi. Ancora angolo per la Fortitudo. Alterna bei interventi fatti molto bene. Il portiere del Benevento ha invece parate così e così. Intanto Lugero si divora il gol del 2-0 ciccando col destro. Dudu tocca per Tiaghigno, cambio lato Gattarelli, la sposta e torna poi dal 30. Gattarelli di prima, la palla passa in qualche modo, Lugero Lopez suolata, Tiaghigno, altro palo del numero 10, sempre col destro, piede meno nobile di Tiaghigno, fermato 2 volte dal palo. Lolo Suazo con la suolata, Volonnino rischia, poi Tiaghigno tocca per Lugero Lopez, gol facile facile e di nuovo avanti la Fortitudo dopo il pasticcio difensivo
di Volonnino. Tiaghigno con l'assistenza per Ruggero Lopez. 2-1 Fortitudo quando mancano meno di 4 al termine della prima frazione. E intanto a 3:49 segnaliamo l'esordio nella massima serie di Simone Incitti. Ce lo aspettavamo che avrebbe potuto trovare spazio. Eccolo nei suoi primi minuti tra i grandi. Dudu, scarico proprio per Incitti. Ancora Dudu, Gattarelli gioca col 30, cercato Ruggero, trovato, impreciso nello scarico. Dudu si sovrappone Incitti. Dudu preferisce andare da Daniele Gattarelli, la vuole Simone Incitti, controllo orientato, entra nel campo e poi va da Ruggero. Volonnino, pressione di Incitti senza fallo e poi scarico su Gattarelli che va in porta. Applausi convinti dalla panchina per Simone Incitti che non sembra sentire la pressione. Guerra sbaglia, Ruggero, scarico proprio su Incitti, Suolata, ultimo tocco, il suo. Volonnino, Lolo Suazo, ancora Lolo, sfidato Daniele Gattarelli, Lolo sposta, cambia lato, così e così, Dudu capisce tutto e serve Gattarelli, 2:18 da qui alla fine della prima frazione. Incitti, Gattarelli, Dudu, arriva da Ruggero, poi Dudu verso il secondo palo, gli elmi e poi Ruggero Lopez. Doppietta personale, a coronamento di un'azione magistrale della Fortitudo. Conclusione potente e 3-1 per la Fortitudo. C'è anche un secondo esordio, Incitti lascia il posto a un altro baby, Davide Verbeni, classe 2006 il primo, 2007 lui, davvero a testimonianza dell'ottimo lavoro anche in prospettiva della Fortitudo. Esordio nella massima serie anche per lui. Che presumibilmente chiuderà la prima frazione in campo, 1 minuto e 40 da qui alla pausa. Dudu, scarico su Verbeni, Mentasti, Verbeni, scarico e va. Dudu, Mentasti telecomanda i suoi angelini dalla panchina. Verbeni cerca con lo sguardo Ruggero, prova ad andarci anche col pallone. Ruggero sembra sfinito, riesce comunque a trovare la forza per sprintare. Iosema arriva prima, Titon accomoda, Guerra, scarico per Arbonio, Gattarelli riesce ad opporsi. Arbonio fuori, Iosema potente ma fuori. Verbeni, Dudu poi Mentasti, Dudu in mezzo, terzo uomo Ruggero non trovato perché c'è Colletta che sfida Mentasti, Colletta fino in fondo. Dudu, Mentasti, Verbeni,
Mentasti, Verbeni, Dudu. Sembra voler affondare la Fortitudo, ci prova ora Verbeni con un pallone di prima. Dudu sembra dirgli calma, però dall'altra parte Angelini invece gli dice personalità, non avere paura. Conflitto di interessi per Davide Verbeni. Tanto rischia un po' Gattarelli, rimanendo nella terra di mezzo. Colletta devia ma non inquadra la porta. Mentasti, lo sguardo al cronometro, ferma il pallone e si indirizza verso lo spogliatoio. Arriva ora il fischio. Termina 3-1 la prima frazione tra Fortitudo Pomezia e Benevento. Dopo il vantaggio iniziale dei padroni di casa è arrivato il pareggio di Titon, poi ci ha pensato Lugero Lopez con una doppietta a portare sul +2 i suoi. Breve pausa per noi, a tra poco per la ripresa.
Torniamo live dal Pala Lavinium di Pomezia, dove sta per ripartire la gara tra Fortitudo Pomezia e Benevento. Gli ultimi 20 minuti della stagione regolamentare del campionato di Serie A di futsal. Si ripartirà dal 3-1 maturato nei primi 20 in favore chiaramente della Fortitudo. In gol Dudu, Ruggero Lopez per 2 volte e Titon per i campani. Il primo possesso sarà gestito dagli ospiti. Titon la muove per Colletta, è ripartita Fortitudo Pomezia Benevento con Josema che sbaglia il controllo sulla pressione della Fortitudo. E sarà molto contento mister Angelini. È una squadra che pressa dal primo all'ultimo secondo di partita. Michelangelo sposta e calcia, murato da Colletta, come detto, e concludo, è una delle armi usate maggiormente da mister Angelini, che sottolinea quasi sempre dopo ogni partita quanto questa squadra lavori bene in settimana e quanto poi sia facile replicare il duro lavoro direttamente in partita. Arbonio, Colletta contro Mentasti, scarico, Arbonio per Titon, Michelangelo la alza, l'ultimo tocco è il suo. Colletta, scodella su Titon, poi Cutrupi, Mentasti alleggerisce, Angelo col controllo orientato e Colletta. Prima che il pallone termini a Ruggero Lopez. Mentasti, Michelangelo, si muove Ruggero, si torna da Mentasti. Ancora scambio col 14, movimento del 9 cercato ma non trovato, deviazione decisiva di Colletta, Ielmi da Arbonio, Titon, Josema, palla che era già uscita. Michelangelo sposta forte dentro, non trova nessuno, né un compagno né la porta. Però che gufi. Ma stanno in 10 giù la nessuno. Ielmi da Titon, Mentasti prima, Mentasti orienta con la suola, col tacco Ruggero Lopez, imprendibile per Cutrupi. Colletta 1-2 con Josema, poi Arbonio in banda da Titon, palla ferma sotto la suola, sterzata, Titon anche prima di Cutrupi. Colletta poi cerca ma non trova Josema, allora Cutrupi prima, Michelangelo poi. Palla su Ruggero, suolata, Cutrupi, sterza, Cutrupi col mancino, bacio al palo e gol del 4-1. Fa tutto a memoria la Fortitudo. Titon, Josema, Colletta, Vielmi, Titon è venuto incontro, può sfidare in velocità Mentasti, scarico poi su Arbonio, Josema ancora per
il 17, pressione di Lugero, rischia di perdere la Josema. Lugero anche prima di Yelmi, sterzata, Lugero dentro da Cutrupi, 5-1 Fortitudo. E vediamo il gran lavoro di Lugero Lopez, prima con la pressione su Josema, poi con il dribbling su Yelmi e per concludere in bellezza l'assist a Cutrupi. Doppietta anche per il numero 16, massimo vantaggio Fortitudo, più 4 sul Benevento, che ora va col portiere di movimento e segna il gol del 5-2 facendo infuriare Angelini. Palla che passa sotto le gambe di Gattarelli, difesa molle della Fortitudo e Arbonio batte Gattarelli, 5-2. Michelangelo, Cutrupi da Lugero Lopez, torna fuori da Mentasti, anticipato da Titon che sgasa sul 5, Titon fino in fondo, Titon sull'esterno con la punta. Lugero Lopez la tiene in mezzo a due, Lugero non riescono a portarla via, la palla non è uscita e ora ce l'ha il Benevento, possibile ripartenza ma Titon attende Lolo Suazo, portiere di movimento per il Benevento. Lolo Suazo, Josema, Colletta, Lolo Suazo fa muovere la difesa della Fortitudo, poi Colletta, Josema, ancora Lolo Suazo, c'è Arbonio in banda, Josema di là da Colletta, si passa ancora dal 3, poi Lolo Suazo, Colletta dopo il tocco del 3, prova l'imbucata, capisce tutto Cutrupi, ancora Colletta, ci riprova, stessa postura, Lolo Suazo, Arbonio forte, palla larga. Dudu, Michelangelo, ancora Dudu, Gattarelli, trova il tocco di Titon, in guadagna rimessa, già battuta, Dudu, Michelangelo, la pressione di Josema, virata e poi scambia ancora con Dudu, arriva la pressione anche di Colletta, Tiaghigno, gran palla di prima, Gattarelli, tutto di prima e fatto splendidamente dalla Fortitudo, poi Dudu non ottiene nulla, la rimessa è del Benevento, mossa su Volonnino, Josema verso Arbonio, entra nel campo, torna dal 3, cambio lato, prova a guadagnare metri per far arrivare Lolo Suazo, Tiaghigno col brivido e poi Titon, colpito in pieno Gattarelli che tiene il più 3, ma Tiaghigno sembra dirgli mi vuoi avvisare. Michelangelo, cambio lato, Dudu, Tiaghigno, Michelangelo fa correre il Benevento, la Fortitudo, Dudu ancora per il 14, c'è Gattarelli in isolamento, servito, poi Tiaghigno prova ad andare, non passa, c'è Josema, sposta sul mancino, conclusione alta, comunque applausi dalla panchina, torna in campo anche Pastore, 14-23 allo scadere, Fortitudo avanti di 3
5-2 sul Benevento e non sembra volersi fermare. Gattarelli 1 contro 1 con Yelmi, si divora il gol del 6-2. Allora ripartenza di Laios, ma torna Gattarelli, splendido. Poi Dudu, scodella per Cutrupi, a gamba per andare Gattarelli ancora una volta di là. Gattarelli, gol del 6-2 meritatissimo per il numero 4. Power play ancora per gli uomini di Scarpitti, sempre Lolo Suazo con la maglia blu, che si è tornati a 4 gol di distanza. Josema, Lolo Suazo, Titon, Josema, Lolo Suazo. Viene sotto la suola il numero 93, attende la pressione che non arriva. Può attendere lì la Fortitudo. Titon prova ora a forzare la giocata, Cutrupi intercetta, c'è ancora Josema ad orchestrare. Volonnino, Josema, palla per Titon, secondo palo dove non c'è nessuno. Lolo Suazo dice però va bene così, cenno di ok con la mano, sa che avrebbe dovuto fare un altro tipo di movimento. Josema in qualche modo da Volonnino, Dudu solo sul pallone. Ora Tiaghigno prova ad andare, fermato con un fallo da parte di Josema. (13 esatti). Da qui alla fine dentro anche De Figlio Andrea nel Benevento. Cutrupi alza per Gattarelli, controllo col tacco e poi conclusione col sinistro. Conclusione che non esce pulita dal piede mancino di Gattarelli, che ha rischiato di farlo bellissimo. De Figlio entra nel campo, scarico con l'esterno su Volonnino. Torna Lolo Suazo, Volonnino vuole andare da solo, Titon, Lolo Suazo conta i passi ma il pallone arriva troppo forte e allora con calma ad orchestrare il Benevento. Titon ancora per Lolo Suazo, Tiaghigno arriva a murare. Catania sta a vincere. Troppo forte il tocco di Pastore, allora deve tornare in porta Yelmi che deve indietreggiare il Benevento. Cutrupi, Tiaghigno, Gattarelli, Cutrupi, Dudu, Tiaghigno, Dudu, Gattarelli, lascia lì con la suola Dudu, Cutrupi guarda Gattarelli, torna ancora dal 30, poi c'è Tiaghigno, manca il terzo uomo nello spazio, allora deve tornare sui piedi di Dudu. Cutrupi, Gattarelli col rischio, Tiaghigno col destro, Gattarelli a concludere, murato da Pastore, solo angolo per la Fortitudo. Palla fuori, Dudu, Gattarelli al volo, palla larga, Yelmi, Titon, cerca Arbonio, si va di là da De Figlio, allora Volonnino, nel traffico Tiaghigno forse con un braccio, no? Secondo il direttore di gara, Dudu col tacco, che giocata, Tiaghigno contro Yelmi, la ferma, vuole lo scavetto, per poco non diventa un assist per Cutrupi. Volonnino, è tornato Lolo Suazo,
Josema, impreciso per Titon, è una furia Scarpitti. Cutrupi da Ruggero Lopez, tiene a distanza Josema, allora Michelangelo vuole la porta, cerca di andare col destro, murato e quindi angolo. Dai Lele. 10:46 mentre la Fortitudo orchestra l'angolo con Ruggero che per poco non fa tripletta. Dall'altra parte del campo c'è il terzo esordio di giornata, quello di Emanuele Fionchetti, portiere classe 2006. In rampa di lancio anche con la nazionale minore, davvero un bel prospetto per tutto il movimento e per la Fortitudo. Intanto Ruggero deve rimediare all'errore e Volognino non riesce a servire Titon, e quindi dopo 15 secondi dal suo ingresso ecco il primo pallone giocato da Fionchetti, che va comodamente da Michelangelo. Ruggero Lopez finisce a terra senza fallo. Arbonio, Volognino, Josema, Volognino con l'esterno proprio da Arbonio che non riesce a tornare dal capitano. Mentasti, Michelangelo. Mentasti di prima, Cutrupi dopo il tocco di Volognino. Michelangelo non mette il piede, allora Titon manda per terra Mentasti e Fionchetti con la prima parata della sua partita. A dire di no Titon, che poi va in pressione su Michelangelo. Tocco per Cutrupi. Il campo è finito. Entriamo nella seconda metà, seconda ed ultima metà di secondo tempo. Josema, Lolo Suazo, Josema, Titon, ancora Josema, Lolo Suazo, palla di là su Volognino, Lolo Suazo, giro ancora Titon, secondo palo c'è Arbonio, Lolo Suazo lo vede ma preferisce andare da Titon, torna Cutrupi. Arbonio da Lolo Suazo, ancora su Arbonio, palla a metà, Josema da Titon, chiede scusa il numero 10, Lolo Suazo con la suola a portar via, poi Josema, Volognino, ancora il numero 3, vuole la giocata, Lolo Suazo lo trova in qualche modo, Fionchetti con riflesso serve Ruggero Lopez, un prodigio di Volognino col tacco a negare la tripletta. Ruggero Lopez, bella giocata da una parte e dall'altra, con le mani Fionchetti, col tacco Volognino. Uno è un portiere di ruolo, l'altro no, l'esito però è lo stesso, solo angolo per la Fortitudo. Palla alta, Michelangelo murato, la palla gli torna, sposta e va col mancino, Ielmi blocca. Volognino, sulla pressione di Mentasti riesce a servire Arbonio che prova a scappare, Mentasti rallenta un po' e riesce a breccare solo Ruggero Lopez, poi Dudu, torna da Michelangelo che avrebbe voluto Ruggero Lopez, trovato ora da Dudu, palla per Michelangelo, piazzato forte ma solo sulla traversa.
Lolo Suazo, 7,50 allo scadere. Josema, Titon. Lolo Suazo, cambio lato, Titon. Esce Josema dai blocchi, scambia con Lolo Suazo e calcia altissimo. Fiocchetti allora deve essere rapido a lanciare Lugero. Lopez, tripletta per Lugero, assist per Fiocchetti che bagna il suo esordio così. Applausi più per lui che per Lugero. Sicuramente non si è offeso. Abbraccio tra i due. Bolonnino, Lolo Suazo, palla larga e ancora la forza di urlare mister Angelini ogni volta che qualcosa non funziona. Fionchetti, Tiaghigno, la porta nel campo, poi gioca su Gattarelli. Dudu, ancora da Gattarelli, con l'esterno, gran palla verso Tiaghigno, capisce tutto Ielmi. Poi Titon rischia di perderla ma vince il rimpallo, allora 3 contro 1 di là per Bolonnino che calcia alto. Dudu, Tiaghigno, Mentasti la lascia lì per Dudu, trovato Gattarelli, rischia un po' nel traffico, trovato Dudu che non riesce a controllare, allora Titon, Bolonnino sposta e calcia, pallone sotto la traversa, gran gol di Bolonnino, non può nulla Fionchetti, segna nuovamente il Benevento col gol del capitano, davvero una bellissima rete, rapido nel controllo e nella giocata. Torna in campo intanto Incetti con la maglia numero 7, 7 come gol della Fortitudo che ora conduce 7-3 dopo il gol di Bolonnino. Tiaghigno, Dudu, Incetti, Gattarelli, la vorrebbe Incetti, invece si va da Dudu, Tiaghigno, Scodella, Guerra prima di Gattarelli, rischia ma trova Ielmi, Arbonio, Titon, Arbonio prova a cambiare passo su Dudu, non passa su Gattarelli. Ancora power play mentre ci avviciniamo agli ultimi 5 di gara. Josema, Lolo Suazo, palla verso Josema, poi Titon, allora Bolonnino, Josema, Lolo Suazo, palla dentro di Arbonio che però è uscita dopo la deviazione, allora angolo. Lolo Suazo, forte con deviazione, soltanto rimessa e non angolo. Lolo Suazo, Josema dopo il tocco di Bolonnino, scambiano ancora i due, poi Lolo Suazo trova Bolonnino tra le linee, palla di là per Titon, Arbonio da 0 metri si divora un gol già fatto, sprecato il gol del 7-4. Arbonio poi Incitti litiga col pallone, allora Josema con la punta, Fionchetti para, poi Tiaghigno trova il tocco di Titon.
Dudu, trovato Tiaghigno, controllo col petto, Volonnino solo sul pallone. Fuori Incitti, dentro Verbeni, la staffetta dei due all'esordio. Dudu, Verbeni, Dudu, Tiaghigno, ora Verbeni, gran palla per Tiaghigno che supera con un sombrero Titon, poi arriva Verbeni col tocco sotto, Yelmi in qualche modo nega la gioia del gol a Davide Verbeni. (3:55) rimessa Benevento. Josema, Arbonio, Volonnino prima di Gattarelli che ha toccato per ultimo. Josema, Lolo Suazo, ancora Josema, Lolo Suazo per Arbonio. Palla di là, Volonnino orienta, torna sul destro, Lolo Suazo, ancora impreciso col mancino. Poi Fionchetti verso Verbeni, si accorge subito dell'errore, chiede scusa alla panchina. Lolo Suazo, Volonnino, doppia sterzata, arriva la pressione di Tiaghigno, ultimo tocco del 10. Josema, Lolo Suazo, Lolo Suazo ancora per Titon, controllo così e così, lascia il tempo allora a Verbeni di uscire in pressione. Lolo Suazo, c'è Dudu che lo aspetta lì, Volonnino, ancora Josema, Lolo Suazo, palla verso il secondo palo Arbonio, scappato alle spalle di Dudu, stavolta fa gol. Quarto gol di giornata del Benevento, 2:46, riduce ulteriormente il gap squadra di Scarpetti, 7-4 ora il parziale. Dentro anche Carpentieri nel Benevento, classe 2007, anche lui. Fionchetti con i piedi alza verso Cutrupi, prima di Yelmi con la testa, altro assist per Fionchetti che va bene sia con le mani che con i piedi. Altro abbraccio e complimenti per il numero 1 della Fortitudo. 8-4 al Palalavinio. Volonnino sposta e calcia Fionchetti, che riflesso sul mancino di Volonnino. Lolo Suazo, 2:15 alla fine. Josema, Lolo Suazo, cambio lato, Titon, ancora Lolo Suazo, trovato Titon col destro, Gattarelli prima, poi Verbeni, guarda la porta, Verbeni sul buco di Lolo Suazo, gol all'esordio per Davide Verbeni, abbracciato da tutta la Fortitudo. Gol con dedica al suo mister Fabio Di Melchiorre. E non poteva esserci esordio migliore per Davide Verbeni. 9 gol per la Fortitudo, 4 per il Benevento. Festa grande a Pomezia. Incitti in anticipo, Michelangelo, perso Cutrupi dalla difesa, allora Cutrupi può andare contro Yelmi, Suolata, Cutrupi passa. Non c'è più Yelmi in porta, chiedo scusa, è entrato il giovane Mellone, classe 2008, Carpentieri prova a proteggere su Cutrupi, doppia Suolata, la tiene, ancora Carpentieri che la porta via Michelangelo,
Titon lo trova, giocata su Incitti, mancino parato da Fionchetti. Volonnino sposta, Volonnino calcia, battuto Fionchetti, è la festa del gol a Pomezia, 9-5. Destro di Volonnino sul primo palo. (1-0-9) cambia ancora il parziale. Fortitudo ovviamente a distanza di sicurezza. Nel post partita poi saremo curiosi di sapere da mister Angelini se è contento tutto sommato di questo risultato, che alla Fortitudo sposta poco. Tanto Incitti guadagna calcio di punizione, dicevo, alla Fortitudo sposta poco perché il suo futuro dipende da altri risultati, da chi è sopra, quindi dal risultato di Torino tra l'84 e Feldi Eboli. Torna Verbeni, 40 secondi e la Fortitudo chiude con in campo 3 esordienti su 5, Fionchetti, Incitti e Verbeni, quest'ultimo autore anche di un gol nella sua prima apparizione tra i grandi. 28 secondi, sguardo al cronometro di mister Angelini e poi per la Fortitudo sarà playoff. Cutrupi, Incitti, Josema gliela porta via, palla di là per Carpentieri, scarico su De Figlio che la perde, allora 3 contro 1, Cutrupi di là per Michelangelo, sterza di nuovo, torna da Cutrupi. Game, set, match, 10-5 per la Fortitudo, ancora in gol Cutrupi sull'assist di Michelangelo a 5 secondi dalla fine. Mette il sigillo alla gara del Palalavenium. Titon la ferma, 3 secondi, arrivano gli applausi, titoli di coda, adesso è ufficiale, la Fortitudo approda ai playoff per la prima volta nella sua storia, battendo nell'ultima giornata di campionato il Benevento, già retrocesso in A2 Elite, con il risultato di 10-5. Da segnalare ovviamente l'esordio di Fionchetti, Emanuele classe 2006, Incitti Simone classe 2006 e Davide Verbeni classe 2007, autore anche di un gol. Benevento saluta la Fortitudo e la Serie A. Attendiamo l'aggiornamento dai campi.